E, diciamo, il mio campo di studio non è molto lontano, anche se ci occupiamo di dimensioni completamente diverse. E infatti parto un po' da una stessa immagine. Anche io ho cominciato a appassionarmi alla fisica guardando al di fuori dell'universo e chiedendomi quello che si chiedono quelli che studiano la cosiddetta fisica fondamentale, ovvero quali sono i mattoni fondamentali della materia e quali sono le forze che li tengono insieme. Quindi proprio i principi fondamentali che tengono insieme e direzionano il nostro universo. Se diamo un'occhiata ancora diciamo un pochino più in grande, questa immagine fa venire un pochino i brividi, no? È stata presa da un telescopio che è il più moderno e potente telescopio che esiste adesso, che si chiama James Webb e che naviga in orbita intorno al Sole a 1,5 milioni di miliardi di chilometri, 1,5 milioni, scusate, 1,5 milioni di chilometri dal Sole, e rappresenta una nebulosa che si chiama Carina, che è nella costellazione Carina, che si trova nell'emisfero australe della nostra galassia, che si chiama Via Lattea. Qui vedete, l'unità di misura sono 2 anni luce, quindi questa nebulosa è circa qualcosa dell'ordine di qualche decina di anni luce, e quello che sappiamo oggi è che nella Via Lattea ci sono 100 miliardi di stelle, questo è soltanto una piccola parte dell'universo. Nell'universo ci sono 100 miliardi di galassie che la professoressa Branchesi si sta guardando tutte quasi una a una e questo fa un totale di un numero che non riesco a leggere perché è illeggibile, sono 10 per 10 per 10, 22 volte stelle. La cosa incredibile è che tutte queste stelle, la nebulosa, la Terra e la Luna che vi ho fatto vedere prima e noi stessi, sono fatti esattamente degli stessi identici mattoni fondamentali, che non sono gli elementi della tabella periodica, sono qualcosa di molto più piccolo e ad oggi sappiamo che tutti gli atomi che ha fatto vedere prima la professoressa Branchesi sono fatti da un nucleo e circondato da elettroni, diciamo, uno più elettroni. Il nucleo non è come non lo è l'atomo, che prima da Democrito all'epoca degli antichi greci veniva chiamato indivisibile, no? Atomos, si pensava che fosse l'elemento fondamentale. No, nell'atomo c'è un nucleo che è fatto da protoni e neutroni, i protoni a carica positiva e i neutroni senza carica, e questi oggetti che formano un nucleo atomico sono a loro volta fatti da altre particelle ancora più piccole, che sono i quark. In realtà oggi sappiamo che i mattoni fondamentali della materia sono circa 12, si dividono tra leptoni, sono 6 di queste 12 particelle, il leptone che conoscete tutti è l'elettrone, poi ce ne sono altri 5, e altre particelle che si chiamano quark. 2 di questi quark, quelli che ho disegnato up and down, indicati dalle lettere U e D, sono quelli che formano protone e neutrone. Le abbiamo trovate tutte queste 12 particelle e l'ultima particella che è stata trovata è il quark top, quello disegnato da T, che appunto è stato identificato per la prima volta nella mia tesi di dottorato quando ero una ragazza della scienza. e diciamo, come si sono fatte questo tipo di ricerche? Si fanno, come giustamente ha detto la professoressa Branchesi, con tanti scienziati che lavorano insieme con un unico goal, con tante macchine. Quello che vedete è l'acceleratore Large Hadron Collider al CERN, di cui sicuramente avete sentito parlare. La scoperta del top è stata fatta in America con un acceleratore di precedente concezione. Gli acceleratori non sono altro che enormi microscopi, come vedete delle cose piccole voi, cercate di capire una struttura molto piccola, con un microscopio, quello che conoscete probabilmente è il microscopio ottico, in cui spedite della luce che rimbalza sulla struttura che volete studiare, e in base alla riflessione che fa, diciamo, capiamo di cosa è fatto il materiale che guardiamo. Se spedite invece di fotoni degli oggetti che potete inviare contro il vostro bersaglio energie molto più grandi, accelerandoli perché hanno una carica elettrica come gli elettroni, avete un microscopio elettronico. Se prendete gli elettroni e li mandate dentro un anello di 127 km di diametro messo 100 metri sottoterra e fate scontrare fasci di elettroni a una velocità simile a quella della luce e a una energia simile a quella che impatta un treno ad alta velocità che viene addosso, e guardate che cosa succede in queste collisioni di questi fasci di elettroni o di protoni o di altre particelle. Avete un microscopio potentissimo. Spaccando la materia in questi acceleratori e guardando cosa succede in questi grandi esperimenti come l'esperimento Atlas in cui lavoro io e lavorano altre persone nella nostra Università di Udine,
riusciamo a identificare questi mattoni fondamentali, anche le forze che li tengono insieme. Questo è al CERN, che è un grande laboratorio internazionale dove lavorano 6.000 persone che vengono da tutto il mondo e che, diciamo, è passato un po' alla pubblica conoscenza soprattutto per la scoperta dell'Higgs, che è avvenuta nel 2012, che ci ha fatto capire non solo quali erano i mattoni fondamentali della materia, ma anche come questi mattoni acquisivano la massa che hanno. Essenzialmente nel lontano 64 il professor Higgs ha elaborato una teoria in cui il vuoto che permea tutto lo spazio è un'entità fisica con delle proprietà fisiche, e le particelle che formano poi gli atomi, le molecole, eccetera, interagiscono con questo vuoto, acquisiscono una massa e diciamo, questa è stata la scoperta che valsa il Nobel a Higgs e anche a Englert, che aveva lavorato anche su questa teoria. Il nostro gruppo di Udine ha partecipato a degli studi che hanno contribuito alla scoperta dell'Higgs e qui vedete la donna della scienza qualche anno dopo, nel 2012 al CERN, e la bellissima giornata. Prima la professoressa Branchesi ha espresso in modo eccezionale le emozioni che si provano davanti a una scoperta. Io nella mia vita, che ormai è arrivata a quasi più della metà, anzi più della metà sicuramente, e ho avuto la fortuna di partecipare a due scoperte, la scoperta dell'ultimo quark e la scoperta del bosone di Higgs. Tutte queste scoperte adesso le abbiamo messe in una teoria che descrive il mondo microscopico, che si chiama modello standard e che risponde a tantissime domande, ma non risponde a tutte le domande. Ci sono ancora tantissime domande aperte, per esempio perché le particelle sono 12 soltanto, sono veramente solo quelle 12, perché le masse, sappiamo il meccanismo che dà le masse, ma non abbiamo capito perché alcune particelle interagiscono tanto con questo campo di Higgs e diventano molto pesanti, altre meno. C'è il problema della materia oscura che ha accennato la professoressa Branchesi. Ci sono ancora tantissime domande e dobbiamo lavorare per il futuro, assolutamente. E difatti stiamo lavorando per il futuro. All'anello Large Hadron Collider che esiste adesso e lavorerà fino al 2030 avanzato, stiamo progettando come sostituzione un altro grandissimo anello, ancora più grande. Qua vedete l'anello LHC nella zona tra Ginevra e la Francia, e il nuovo anello, che si chiama Future Circular Collider, sarà di una circonferenza di circa 90 km e avrà una energia 7 volte l'energia che possiamo utilizzare adesso all'LHC, che vuol dire potremo vedere le cose ancora in dimensione più piccola, potremo andare a vedere ancora più l'infinitamente piccolo. Ovviamente questo progetto richiede un impegno enorme, l'Europa, diciamo, sta investendo su questo e c'è un comitato, uno steering committee, si chiama, che ha proprio il compito di seguire la realizzazione di questo progetto, mettere insieme le persone e controllare, diciamo, che tutti i vari step vengano effettuati nei tempi debiti. E in questo comitato ci sono anch'io, oltre alla direttrice del CERN, che è Fabiola Giannotti, una donna che è un panzer, e anche alla Beate Heinemann, anche la direttrice Adesi, un'altra donna di grande successo, e diciamo, se verrà realizzato, questo progetto verrà realizzato nel 2040, quindi parliamo di tantissimo tempo più in avanti, quindi parleremo della vecchia che farà scienza. In realtà non parleremo di me che farò scienza, ma parleremo delle persone che seguiranno me e i miei colleghi di adesso e che porteranno avanti, finiranno questo progetto e probabilmente prenderanno i dati, sperabilmente faranno le nuove scoperte. Prima la professoressa Branchesi ha parlato appunto dell'importanza della collaborazione, di essere in tanti, avere un unico progetto comune. Non è soltanto una cosa, diciamo, nel presente. Adesso siamo una grande collaborazione e lavoriamo tutti insieme. Secondo me una caratteristica dello scienziato, oltre un pochino nerd siamo, diciamo la verità, siamo un pochino ossessivo-compulsivi, almeno molti di noi, siamo molto curiosi come delle bertucce, anche questo è vero, siamo estremamente ambiziosi, perché abbiamo, diciamo, l'ambizione di trovare la risposta a tutte le nostre domande e quasi mai ci riusciamo veramente, però abbiamo anche la consapevolezza che siamo un puntino in quell'universo enorme che ha fatto vedere la professoressa Branchesi e che ho fatto vedere anch'io in un paio di foto, e non soltanto siamo un puntino piccolo, ma siamo anche un puntino che sarà qui per pochissimo tempo, un flash brevissimo, e che per fare una traiettoria ci vogliono tantissimi punti insieme. Quindi
diciamo, la consapevolezza che lo scienziato è anche che fa una piccola parte di un cammino nel tempo che è importantissimo. E quindi c'è sia il dispiacere, diciamo, di non vedere poi la fine di queste ricerche, no? Che sappiamo che non arriveremo a dare le risposte definitive a tutto, ma c'è anche il piacere di passare testimone ai ragazzi, ai giovani, che diciamo, questa parte è apparsa molto chiara nel discorso della professoressa Branchesi. E qua mi fermerei perché penso che ho fatto i miei. Quindi ringrazio.